Sesta corsa, un'altra prova per i gentleman, questa volta relativa al trofeo for life, quindi si corre senza la frusta. Sono in 10 al via, 1 Zea, 2 Bandiera del Sile, 3 Admiral Man, 4 All About B, 5 Uragano Spritz, 6 Buzz Stecca, in seconda fila 7 Blackfire Horse, 8 Aria Pink, 9 Vacanza Jet, 10 Zar SLM. Corsa equilibratissima, molto giocata in chiusura di gioco. Vacanza Jet, la cui quota scende in maniera vertiginosa. Autostart inizia a prendere velocità e li lascia con Admiral Man, velocissimo a prendere l'iniziativa nei confronti di All About B, che cerca di sistemarsi avanti a Bandiera del Sile, però non riesce la manovra. E allora Admiral Man al comando, All About B di fuori, Bandiera del Sile allo steccato. Poi ancora Buzz Stecca in seconda pariglia esterna, mentre partita molto bene lungo i birilli Vacanza Jet, numero 1 che figura Zea terza alla corda. squalificato. La squalifica di Zea lascia ad ampio intervallo il resto del gruppo, con Zar SLM che cerca di avanzare per linee esterne. I primi 400 in 28,7. Admiral Man e All About B, già in dibattito aperto sin dal via, con l'allievo di PG Michelotto in vantaggio. Bandiera del Sile seconda alla corda, Buzz Stecca in pariglia. Poi ancora Vacanza Jet, quindi Zar SLM che va a fare la terza pariglia esterna. Poi Blackfire Horse. Davanti alle tribune Admiral Man prosegue in evidenza, 58,8 per la metà gara. E sulla piegata di destra lo schema di corsa non cambia, perché Bandiera del Sile e Vacanza Jet sono allo steccato, quindi non possono muovere la corsa. Proverà a farlo probabilmente tra poco Buzz Stecca con Thomas Manfredini, che viene ora in terza corsia. Admiral Man in vantaggio, l'About B che cala dopo percorso esterno. Buzz Stecca che prova a portarsi a lato di Admiral Man, la dritta opposta alle tribune, passata in 15,6. Admiral e Buzz Stecca alle prese, si libera dallo steccato Bandiera del Sile, così come fa anche Vacanza Jet, che poi sceglie di andare di dentro. Admiral Man e Buzz Stecca continuano apparecchiati, Bandiera del Sile che viene in terza ruota, Vacanza Jet che ora ha l'open stretch a disposizione, la retta d'arrivo con Admiral Man che si difende da Buzz Stecca in mezzo alla pista. Bandiera del Sile, di dentro Vacanza Jet, è passato Buzz Stecca, insiste al largo Bandiera del Sile, Buzz Stecca e Bandiera del Sile. Bandiera del Sile nel finale viene a vincere nei confronti di Buzz Stecca, 1:15,3, un po' in sofferenza ovviamente l'arrivo dopo la prima parte di gara molto veloce. Matteo Zaccherini, che insacchia la leva dei fratelli Pistone di proprietà della scuderia Usque, viene a giustiziare nei prezzi del palo Buzz Stecca, che ha attaccato e debellato le resistenze di Admiral Man, che a dir la verità aveva speso tanto anche nella prima parte di gara causa All About B. Il successo però è netto di Bandiera del Sile, secondo Buzz Stecca, terza è Vacanza Jet. Bandiera del Sile, Matteo Zaccherini.